Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni, delle 4 regioni in cui l'occupazione dei reparti di area medica da parte di pazienti Covid supera la soglia di allerta fissata al 15%. La nostra regione raggiunge infatti il 16,9% e si posiziona dopo la provincia autonoma di Bolzano e Umbria e prima della Valle d'Aosta. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.401 casi su un totale di 5.834 tamponi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 8, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 212. Il rialzo dei contagi potrebbe far decidere per nuove restrizioni da parte delle istituzioni, ma al momento il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga non prende in considerazione l'ipotesi, invitando la popolazione a vaccinarsi. Ascoltiamolo. Oggi non vedo pericoli, confrontandomi anche con la nostra task force sul Covid. Anche i ricoveri che vediamo, i numeri non sono di persone principalmente, qualcuno sì, ma principalmente di persone ricoverate a causa del Covid, ma persone ricoverate per altre cause che poi si scoprono positivi, ma il Covid non comporta l'ospedalizzazione. Quindi siamo di fronte a una popolazione per gran parte coperta grazie al vaccino, molti coperti anche per infezione avvenuta, e oggi i contagi che vediamo fortunatamente rispetto al passato non comportano un intasamento del sistema sanitario. Ci auguriamo continui in questo modo, per quello io dico, come abbiamo sempre fatto fin dall'inizio, dobbiamo affrontare la pandemia con grande pragmatismo, senza la lotta ideologica di chi vorrebbe chiudere tutto a prescindere e chi invece dice che il Covid non esiste. Proprio ieri vedevo i dati sulla mortalità tra chi si è sottoposto al vaccino e chi no, c'è una differenza enorme. Purtroppo chi non si è sottoposto al vaccino, soprattutto nelle popolazioni fragili, è quello che subisce ancora i danni maggiori dal Covid. Siamo alla cronaca. I carabinieri hanno arrestato un trentenne di Udine accusata di aver commesso una serie di furti in abitazione ai danni di anziani soli in casa tra Pinzano, Cimano e San Daniele. È finita agli arresti domiciliari la donna che commetteva furti in abitazione ai danni di anziani soli in casa. Nei guai una trentenne di Udine che agiva in concorso con una 53enne, questa denunciata in stato di libertà. Le indagini sono iniziate il 7 febbraio, quando i militari del radiomobile di Spilimbergo erano intervenuti a Pinzano al Tagliamento, dopo che erano stati commessi in veloce sequenza un furto in abitazione ai danni di una 65enne della zona, nonché 2 ulteriori tentati. Nella stessa mattinata, anche nel comune di San Daniele del Friuli, erano stati commessi 2 reati analoghi ai danni di anziani. Uno era finito in rapina per la resistenza opposta dalla vittima nei confronti di 2 sconosciute donne descritte in maniera del tutto simile a quelle ricercate per furti a Pinzano. L'individuazione fotografica di una delle autrici, unitamente all'indagine di natura tecnica portata avanti nei mesi successivi dai carabinieri, ha consentito di raccogliere elementi di responsabilità a carico di entrambe le donne, che sono state quindi deferite all'autorità giudiziaria. Per la trentenne è stata richiesta e ottenuta la misura degli arresti domiciliari. Ancora nessuna traccia di Alberto Cacitti, il pensionato 81enne di Tolmezzo disperso ormai da 3 giorni tra i boschi di Verzegni, Stolmezzo e Cavazzo Carnico. Nonostante l'utilizzo di droni, mezzi aerei e cani molecolari, le squadre del soccorso alpino CNAS, dei vigili fuoco e dei militari del SAGF non hanno individuato alcun elemento utile per seguire qualche traccia. L'allarme era scattato mercoledì pomeriggio, quando diverse squadre di ricerca si erano recate nella zona in cui era stata rinvenuta l'automobile dell'anziano, trovata parcheggiata in prossimità di Ponte Avon, in località Avons. Le perlustrazioni della fitta area boschiva posta tra il Ponte di Amaro e Caneva sono proseguite fino a ieri notte, ma non hanno dato esito positivo né elementi utili per restringere l'area di ricerca, che questa mattina sarà dunque allargata. Una 60ina le persone impegnate sul campo, supportati dall'alto da ben 2 elicotteri, quello della Protezione Civile e quello dei Vigili del Fuoco giunto da Venezia. Sul posto è presente anche una squadra Forre del Soccorso Alpino che giovedì ha perlustrato per tutta la sua lunghezza la forra del Rio Malazza che costeggia la strada per Verzegnis.
Terremoto finanziario alla Cimolai di Pordenone dopo che l'agenzia Bloomberg ha rivelato un'esposizione con le banche per quasi 400 milioni di euro a causa di operazioni sui derivati. L'azienda ha risposto con una nota confermando alcune criticità per operazioni avvenute all'insaputa dei vertici, in vista un aumento di capitale che potrebbe coinvolgere realtà estere. Settimana nera per la Cimolai, azienda pordenonese leader nelle costruzioni metalliche con opere realizzate in corso in tutto il mondo. Domenica la morte del fondatore Armando, i cui funerali sono stati celebrati mercoledì a Fontana Fredda. Ora le voci, fatte circolare attraverso l'agenzia di stampa Bloomberg, di una possibile crisi finanziaria dell'azienda legata a operazioni riguardanti i derivati che avrebbero messo in ginocchio i conti. Secondo Bloomberg, la cifra di esposizione con le banche sfiorerebbe i 400 milioni di euro tra Deutsche Bank, Unicredit e Intesa San Paolo, voci alle quali l'azienda guidata da Luigi Cimolai risponde ora con una nota con la quale si legge che il gruppo intende rassicurare i propri dipendenti e il mercato circa il suo presente e il suo futuro. Nonostante la drammatica congiuntura nazionale e internazionale, la gestione caratteristica è soddisfacente ed in linea con le attese. Il portafoglio ordini, oltre 800 milioni di euro, va avanti la nota ai massimi storici e potrà beneficiare ulteriormente degli investimenti previsti nell'ambito del PNRR. L'indebitamento ordinario sarebbe del tutto fisiologico. L'unica problematicità, prosegue l'azienda, è rappresentata da alcuni contratti derivati emessi all'insaputa del presidente e degli organi sociali che per effetto della repentina caduta del corso dell'euro nei confronti del dollaro presentano criticità. Per questo è stato dato mandato all'Hazard di esaminare l'intero portafoglio degli strumenti finanziari ed eventualmente rinegoziare o impugnare tali contratti. Questo lavoro è ancora in corso e non è dunque ancora possibile quantificare l'ammontare delle reali ricadute sui conti aziendali. Per affrontare i problemi di natura finanziaria, conclude la nota, il gruppo ha in corso di definizione un aumento di capitale, il cui ammontare sarà definito solo dopo che l'Hazard avrà terminato il suo lavoro, al quale sono interessate anche realtà industriali estere. Il comune di Premariaco non vuole fallire o creare debiti a causa del caro energia e proprio per contrastare il vertiginoso aumento del costo della corrente e limitare il rigonfiamento delle bollette, l'amministrazione guidata dal sindaco Michele De Sabata ha deliberato lo spegnimento totale di tutti i suoi 1112 punti luce dalla mezzanotte alle 7 a partire dal prossimo 15 ottobre. Lo stop all'illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale, frazioni comprese, durerà 6 mesi. La decisione repentina ha sofferto totale è praticamente un unicum in Friuli Venezia Giulia, visto che altre amministrazioni invece hanno preferito ridurre gli orari di accensione per meno ore o solo in alcune zone del territorio. La Giunta è arrivata a questo stop considerando gli ultimi rincari pari a circa il 188% che porteranno ad una spesa di 100.000 euro solamente per il 2022. Il Comune di Udine ha lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione sull'ecologia e sull'inquinamento. Su diversi tombini in città è stata posta una targhetta che invita a non gettarvi dentro spazzatura. Il mare comincia da qui, la scritta sulle targhe. Non gettare niente, il mare comincia da qui. E non dalla spiaggia o dal fiume, ma da un qualsiasi tombino cittadino. Sono loro infatti i tombini i portatori del messaggio di ecologia lanciato dal Comune di Udine. Niente spazzatura nei tombini, dalle gomme da masticare ai mozziconi di sigaretta. Anch'essi sono inquinamento e finiscono per avvelenare i nostri mari. Il mare proprio comincia dalla città e comincia da questo percorso che poi attraverso le fogne, attraverso poi anche i depuratori che non riescono sempre a recuperare queste sostanze tossiche, arrivano poi tutto al mare, perché in effetti i nostri mari sono già inquinati da queste microplastiche che deturpano non solo l'aspetto ma soprattutto rischiano di portare poi questi elementi all'interno del nostro corpo attraverso la catena alimentare dei pesci. Si tratta appunto, dicevo, di un percorso di sensibilizzazione che deve far pensare e riflettere il cittadino e farci capire che il mare inizia dalle nostre abitudini quotidiane, dalla nostra casa, dalla città. Se noi gettiamo erroneamente negli scarichi domestici, nei vicini, nei tombini, sigarette, filo interdentale, cerotti, insomma e quant'altro, tutto questo materiale scorretto, plastico, arriva direttamente al mare. Le conseguenze insomma sono notevoli. Per la settimana nazionale della protezione civile, i volontari del Friuli Venezia Giulia hanno pubblicato e diffuso 3 video animati all'interno i comportamenti da tenere e le avvertenze da tenere a mente in caso di maltempo e incendi.
3 video animati che spiegano come comportarsi in caso di allerta meteo, piogge improvvise ed incendi. È il nuovo strumento di comunicazione studiato dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia in occasione della 4ª edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile. Dal 10 al 16 ottobre, infatti, la Protezione Civile e i volontari delle squadre comunali si occuperanno di diffondere la cultura della sicurezza con alcune semplici regole da adottare prima, durante e dopo eventi critici. 3 i video pubblicati. Il primo è legato all'allarme incendi dopo i roghi che hanno devastato parti importanti della nostra regione quest'estate. E quindi i consigli riguardano il tenere puliti giardini e grondaie, delimitare le aiuole e tenere bombole a gas e taniche di benzina lontane dalle abitazioni. Poi le allerte meteo da tenere sempre in considerazione prima di decidere di partire per gite o anche solo per una passeggiata. Se poi il tempo effettivamente peggiora, allora bisogna fare particolare attenzione a strade e sottopassi in cui si può rimanere bloccati con l'auto. Occhio anche a tombini intasati e corsi d'acqua parzialmente ostruiti. Torna dopo la pandemia, incontriamoci a Pordenone, la festa in riva al Noncello tra musica, animazione e golosità. Tante iniziative in programma e per i più piccoli la possibilità di indossare i panni dell'aspirante commerciante. Musica, sport, animazione e tante golosità, ma anche la possibilità per i più piccoli attraverso il bazar di potersi cimentare per un giorno nel ruolo di aspiranti commercianti. Torna Incontriamoci a Pordenone, l'iniziativa organizzata da Ascom Confcommercio e Pro Pordenone il 15 e il 16 ottobre. Tante le novità, a partire dal fatto che la manifestazione si terrà in 2 giornate. Sarà un'edizione sicuramente nuova, con un format rinnovato. Torniamo dopo 2 anni di stop causa Covid e vogliamo dare un segnale positivo alla città, una città che si vestirà in qualche modo a festa per questi 2 giorni, con una particolare attenzione al mondo dei più giovani, dei bambini e dei ragazzi, che vogliamo coinvolgere grazie a una serie di attività sicuramente interessanti e stimolanti che riguardano il loro svago, il loro sport e determinati laboratori. Non ci sarà solo questo, ci saranno attività naturalmente per tutti e quindi cerchiamo di coinvolgere al meglio, diciamo, tutte le nostre attività, perché ricordiamoci che questa comunque è la festa delle attività commerciali di Pordenone. Da oggi a domenica a Rauscedo ritorna Le radici del vino, una rassegna che prevede un ricco calendario di eventi e la scoperta del mondo delle barbatelle, non solo, come spiega il sindaco Michele Leon. Rauscedo di San Giorgio della Reichenwälder si sta preparando per l'evento Le radici del vino. Siamo proprio qui nel cuore della comunità che si sta appunto addobbando a festa per ospitare questo evento, che è un qualcosa di tecnico ma è anche un qualcosa rivolto alle famiglie. Si potrà degustare oltre 150 etichette che ritornano dal mondo, ma soprattutto si potrà approfondire e conoscere attraverso le sale tematiche quella che è la nostra magnifica esperienza della barbatella di vite. Rauscedo è la capitale mondiale e questi giorni festeggiamo questa geniale intuizione che ha salvato la viticoltura in tutto il mondo. Ci sarà anche un momento tecnico importante con gli espositori che mostrano le loro migliori tecnologie, ma anche con tutta una serie di convegni tecnici per l'approfondimento su quelle che sono ovviamente le malattie, su come si possono combattere, ma anche su quelle che sono le nuove tecniche per una migliore biodiversità e per una migliore tutela anche del nostro ambiente. Sarà possibile anche abbinare degli ottimi vini a dei magnifici piatti che le nostre associazioni stanno ovviamente preparando e prepareranno per tutti coloro che raggiungono Rauscedo nei prossimi giorni. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A voi la linea. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.